Sindaco Perencin, qui alle nostre spalle abbiamo le cime di Farra, cime che sono un po' tempestose in questo periodo, e Galeotta fu una festa di carnevale. Sì, questo momento qui non è un momento bellissimo per la nostra comunità che stiamo passando. Attualmente abbiamo una serie di classi in quarantena anche alle scuole medie e alle elementari di Col San Martino, oltre che ovviamente le 10 che già l'ULSS ha messo in quarantena nei giorni scorsi a seguito di questo focolaio che si è sviluppato alle elementari di Soligo. Ci sono state 15 famiglie che hanno rifiutato ai loro bambini l'effettuazione del tampone. Sì, ci sono state delle famiglie che hanno negato il tampone sui loro figli e quindi di conseguenza l'ULSS ha predisposto, oltre che la quarantena per questi bambini, anche la quarantena per le stesse famiglie, creando ovviamente non pochi disagi, perché ovviamente a seguito di questo si è dovuto mettere in quarantena anche l'intera classe dove questi ragazzi frequentavano la scuola. Per cui è veramente un disagio sul disagio che si è venuto a creare. Io sono rammaricato e sconcertato anche per quello che sta succedendo, perché ovviamente questa cosa adesso sta avendo anche effetti al di fuori del comune di Farra di Soligo, con una classe anche a Pieve di Soligo, mi hanno detto, e ho letto questa mattina anche di una superiore a Conegliano, sempre legata poi al contagio partito da Soligo. Quindi è veramente una situazione che stiamo monitorando, che stiamo seguendo con l'ULSS, perché dopo di fatto è l'ULSS che sta prendendo anche tutte le decisioni man mano che se ne esce, se ne viene fuori con l'esito dei tamponi, e quindi di conseguenza siamo in attesa di quello che succederà da qui ai prossimi giorni. Ecco, qual è la situazione attuale sul territorio di Soligo? Attualmente io ho visto questa mattina i dati, ho circa 200 persone in quarantena fiduciaria dovute appunto al focolaio di Soligo, un'altra ventina dovute invece ad altri casi, e ovviamente le positività di questi 20 bambini e più, perché comunque non sono tutti residenti solo nel comune di Farra di Soligo. Quindi è una situazione che è costantemente in mutazione, si sta evolvendo, speriamo di uscirne presto, e quello che mi sento di dire io alla gente, ai miei cittadini, è quello di essere responsabili. Io capisco che stiamo vivendo un momento difficile, è difficile per tutti, è difficile per i bambini, è difficile per i genitori, è difficile veramente per tutti, però dobbiamo essere responsabili, perché altrimenti non ne verremo mai fuori. È una situazione che si sta trascinando da troppo tempo, però così non se ne va da nessuna parte, quindi anche in questi giorni, adesso ci sono delle belle giornate di sole, cerchiamo di evitare di fare assembramenti, di fare feste, di fare grigliate, perché veramente stiamo mettendo in difficoltà non solo il comparto sanitario, ma tutto il mondo, tutto il tessuto sociale, non solo del paese di Farra di Soligo ma anche al di fuori, creando non pochi disagi, perché ovviamente questo contagio potrebbe non fermarsi ai soli bambini, ma essere trasferito anche magari a persone più anziane, e quindi con tutti gli effetti del caso, purtroppo.